Daniela Golino ha vinto senza filtri. (63 kg). Siamo al secondo quarto di finale. All'angolo rosso per la Liguria ci sarà Alice Moro, all'angolo blu per il Veneto Alessia Ruaro. L'arbitro è il signor Migliore di Trieste, ma anche lui triestino d'adozione. Poi diciamo è nato arbitro e si è formato in Campania a Mondragone, avvocato, poi giustamente è andato ad esercitare la sua professione in Friuli, quindi è di tesseramento friulano, ma di nascita campano di Mondragone. Ecco le due atlete a centro del ring, sono Alice Moro, Liguria, angolo rosso, Alessia Ruaro, Veneto, all'angolo blu. Primo round iniziato. Si tengono ancora alla distanza. Poi prova a partire Alice Moro, risponde la Alessia Ruaro, riguadagna la distanza la Moro. Adesso prova la Ruaro a tagliare la strada, ad avvicinarsi con un'azione improvvisa. No, c'è una fase quasi di lotta, diciamo, atlete molto vicine ma che scambiano pochi colpi, se non diciamo spinte gratuite. Vedete, non si vede ancora uno. Ecco, adesso ci sta provando la Ruaro ad allungare i colpi. Finalmente il match, finalmente per lo spettacolo che deve offrire il pugilato, sta vedendo colpi costruiti e portati a termine. Attacca la Ruaro adesso in questa fase. Bello il diretto sinistro di Alice Moro. Prova adesso con il gancio destro l'atleta all'angolo rosso. La Ruaro continua ad attaccare, però non trova molta precisione nei colpi. E la Ruaro, che comunque, sebbene non portando esclusivamente colpi, riesce a mettere diciamo almeno uno dei colpi che prepara nella sua azione. Sicuramente la spinta della Ruaro è più consistente. Abbiamo visto però che la Moro ha messo qualche colpo anche preciso, forse è proprio questo, diciamo, e probabilmente c'è da premiare la precisione dei colpi che sono stati, diciamo, per la maggior parte messi a segno da Alice Moro all'angolo rosso. Grande volontà, grande spinta, bel passo in avanti da parte di Alessia Ruaro, ma
pochi colpi precisi andati a segno. Seconda ripresa, Alice Moro è all'angolo rosso, Alessia Ruaro è all'angolo blu. Prima ripresa che io ho assegnato a Alice Moro, che ancora si sta dimostrando, vedete, nonostante l'azione di attacco, l'azione in gestione sia da parte della Alessia Ruaro, le risposte della Moro comportano dei colpi più precisi che vanno a segno. Dovrebbe trovare maggiore precisione nei colpi Alessia Ruaro, se no sarà sempre costretta ad incassare le risposte precise e più puntuali da parte dell'atleta ligure all'angolo rosso. Adesso è uscita molto bene. Non trattenere, dice sorridendo il signor Migliore. Adesso è all'angolo, vedete, porta pressione sicuramente Alessia Ruaro, però le reazioni di Alice Moro sono sicuramente più produttive, almeno per quanto riguarda i colpi che determinano il punteggio. La grande volontà di Alessia Ruaro dovrebbe essere accompagnata anche da colpi, diciamo, più efficaci. Invece è sempre Alice Moro che trova l'impatto giusto, quindi i giudici ne tengono conto. Naturalmente non è facile poi tenere il ritmo, reggere il ritmo quando un avversario ti pressa con questa continuità come fa Alessia Ruaro. Non approfitta la Ruaro in questo momento che all'angolo era leggermente disorientata Alice Moro. Finisce anche questa seconda ripresa, la seconda ripresa dove sicuramente non ci sono state le pressioni e le risposte precise da parte di Alice Moro, anzi credo che in questa seconda ripresa io premierei la sostanza della spinta di Alessia Ruaro. Ha fatto sicuramente qualche cosina in più. Sono stati 3 minuti portati avanti con forza da parte di Alessia Ruaro, qualche colpo in più, le risposte diciamo precise, molto essenziali da parte di Alice Moro. Non credo che siano bastate in questa seconda ripresa a dare la stessa, diciamo, la preferenza o la prevalenza rispetto a quanto abbiamo visto nel primo round, quindi una ripresa per parte. Adesso vedete che la Alice Moro sta ritornando veloce, però è sempre lì questa Alessia Ruaro, tempestiva e determinata.
secondo il mio punto di vista le manca soltanto un pizzico di precisione in più, però vedete come continua nel suo pressing l'atleta veneta all'angolo blu. Parte subito, non ha avuto un attimo di pausa Alessia Ruaro, se non forse quando il signor Migliore ha chiamato il break o le allontanate, come in questo caso. Poi è stato un match di spinta fin dal primo suono del gong, della sirena in questo caso. Adesso sta anche, diciamo, approfittando di un pizzico di stanchezza da parte della sua avversaria Alice Moro. Ci sembra più stanca l'atleta ligure all'angolo rosso, quindi sta trovando anche lo spazio per mettere i colpi. Risponde in questo caso molto bene Alice Moro con il gancio destro. Spinge ancora la Alessia Ruaro, veramente è stata addosso alla sua avversaria per 9 minuti continui e pressanti. Diciamo, ci sta credendo adesso Alessia Ruaro, sta trovando anche, diciamo, qualche colpo in più in questa terza ripresa. Credo che si stia guadagnando la preferenza dei giudici l'atleta veneta all'angolo blu. Ultimi 2 secondi, finisce il match diciamo in crescendo da parte di Alessia Ruaro. Secondo il mio punto di vista ha convinto di più anche in questa terza ripresa, quindi seconda e terza ripresa per Alessia Ruaro, dopo che Alice Moro mi era piaciuta di più per la sua precisione nel primo round. Comunque aspettiamo il verdetto. Ecco il verdetto. Quindi Alessia Ruaro che porta a casa questa vittoria. Domani se la vedrà in semifinale con Daniela